po' di tempo fa, durante uno dei miei viaggi, mi è capitato in una giornata bellissima di avere l'imprevisto e di conseguenza rimanere sotto una valanga. Essendo sotto a 1 metro di neve, tutto un po', come dire, si annebbia. C'erano fuori delle persone responsabili, quindi avrebbero fatto tutto quello che era possibile fare per salvarmi. Se devo pensare a che cosa mi porto dietro dopo questa esperienza, di sicuro mi viene in mente non solo l'utilità pratica di queste conoscenze e competenze che comunque attraverso i corsi, i workshop siamo riusciti ad acquisire, ma anche la possibilità di sperimentarle. Abbiamo dovuto gestirci tra di noi, non ci conoscevamo, e trovare una strategia, una soluzione in poco tempo e con le risorse che avevamo è stata una sfida che comunque ti propone il mondo del lavoro. Ci stiamo dimostrando diciamo, pronti a un nuovo mondo, a quello che saremo nel futuro. Ho potuto constatare quanto noi giovani, se ci impegniamo assieme, possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Stare insieme ad altre persone molto simili a noi e riuscire ognuno ad apprezzare la propria unicità. Quanto la nostra vita ha da offrirci, e la nostra responsabilità è quella di impegnarci in questi anni della nostra formazione per poter raggiungere i nostri scopi, i nostri obiettivi e appunto per poter raggiungere la felicità. Se vogliamo avere un mondo migliore, forse dobbiamo essere tutti responsabili sia di noi stessi che degli altri.